Un consiglio comunale straordinario, urgente e in seduta aperta per affrontare i temi dell'emergenza idrica a Favara. La riunione si terrà domani sera con inizio alle ore 19:30 presso la sala consiliare del municipio di Piazza Cavour. Si cercherà di analizzare la drammatica situazione emergenziale e possibilmente dare risposte ai cittadini assetati ed esasperati per una crisi idrica che non si verificava da decenni. Alla seduta, che ribadiamo è pubblica e aperta e dove quindi possono prendere la parola anche i cittadini e non solo i consiglieri comunali, sono stati invitati tra gli altri anche la prefettura e l'AICA. Favara, così come l'intera Sicilia, sta vivendo un momento drammatico e di emergenza che ha mandato in sofferenza intere città, oltre che le campagne. Una crisi che è certamente dovuta alla scarsa piovosità, alla carenza di acqua negli invasi e nelle falde acquifere, ma anche alla pessima gestione di tutto il sistema acque che da decenni, consentiteci il termine, fa acqua da tutte le parti. Mancata manutenzione degli invasi, reti di adduzione vetuste e rotte che causano una perdita di acqua di oltre il 50% non possono chiamarsi emergenza. Emergenza è infatti, come si legge in tutti i dizionari, circostanza imprevista. In Sicilia l'emergenza è vecchia da decenni. Favara in particolare sta attraversando una situazione drammatica con turni idrici che vanno oltre 10-12 giorni in molte zone della città, che molto spesso saltano o vengono erogati per poche ore. Favara ha un solo serbatoio comunale e a sua volta è alimentato da un solo punto, ovvero il ripartitore di Aragona, per cui in caso di guasto o altro non vi è una strada alternativa. Da qualche giorno si parla di mettere in funzione i pozzi di piana traversa che potrebbero dare un aiuto per l'approvvigionamento al serbatoio di via Cartesio. Tutti argomenti che crediamo saranno affrontati nella seduta del Consiglio Comunale urgente e aperto di domani sera e che speriamo trovino anche delle risposte certe.